Oroscopo del maestro Cleo, del mese di luglio 2020. L'oroscopo di luglio 2020 porterà energia positiva. Le giornate di questo mese sono tra le più lunghe dell'anno di cui si possa fare buon uso. Qualcuno potrebbe desiderare di passare più tempo al lavoro, qualcun altro, al contrario, pensa a lunghe serate romantiche. Ariete luglio oroscopo 2020. Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Luglio sarà uno dei mesi più positivi, quest'anno, per gli Arieti. Avrete successo in ogni cosa che toccherete, sia nelle occasioni di lavoro che nelle relazioni. L'energia di luglio sarà utile anche per l'attività fisica. Perciò, è il momento ideale per iniziare a praticare qualche sport o hobby, che implica il movimento. Provate attività come la corsa o il nuoto. Gli Arieti avranno una tale riserva di energia che sarà difficile da esaurire. Con l'arrivo della seconda metà dell'anno, la situazione finalmente volgerà al meglio. I problemi nati sul lavoro sono risolti e puoi tornare a fare ciò che ti piace. Per esempio, fare una gita nella natura, goderti la libertà. L'Ariete può anche aspettarsi energia nelle relazioni. Toro luglio oroscopo 2020. Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Sotto l'influenza di Marte, luglio sarà un mese che stimolerà il pensiero e la capacità di concentrarsi efficacemente. I tori saranno in grado di raggiungere i loro obiettivi e le ambizioni e trasferiranno, anche, la sicurezza nell'ambito dell'amore. Sembra proprio che abbiate scoperto di possedere un fascino che non avevate mai rivelato prima. Trarrete anche beneficio dall'attività fisica, dedicare il tempo a praticare sport di resistenza sarebbe un'ottima scelta. Pomperete il sangue nelle vene, rendendovi veramente inarrestabili. La situazione lavorativa che si presenterà a luglio richiederà probabilmente di nuovo la tua attenzione. Fortunatamente non sarà un problema complesso, quindi tutto si risolverà in breve tempo. Comunque, questa situazione porta la possibilità di mostrare le tue capacità e di emergere nella folla degli altri lavoratori. Dovresti anche prenderti cura della tua salute, anche se fa caldo. Gemelli luglio oroscopo 2020. Carattere comunicativo ed educato con senso dell'umorismo e creatività. Luglio potrebbe essere un mese molto emozionante per voi. Tutti i sentimenti che avete trattenuto, dentro di voi, verranno alla luce. Sia che proviate tristezza, rabbia o delusione, lasciateli venire fuori. I gemelli non dovrebbero socializzare molto in questo periodo, perché potrebbero sembrare ipersensibili. Un isolamento occasionale non sarebbe una cattiva idea, poiché le persone riescono, in questo modo, a riordinare i loro pensieri e riacquistare energia per affrontare la parte successiva del percorso di vita. Le stelle promettono ai gemelli una fantastica opportunità riguardo alle relazioni. Nella tua vita comparirà una persona interessante che ti incanterà letteralmente. Toccherai immediatamente i tasti giusti e le serate trascorse insieme sembreranno una cosa naturale. Sarai perfettamente rilassato, insieme a lei. Tuttavia, non dimenticare di concentrarti sul lavoro, a luglio. Cancro luglio oroscopo 2020. Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. In linea generale, i Cancro non appartengono ai segni con attitudine naturale alla leadership, ma a luglio si convinceranno che anche loro sono capaci a gestire perfettamente un team di persone con lo stesso obiettivo. Sarete straordinari al lavoro, altri percepiranno in voi una grande forza autorevole e la vostra mente sarà traboccante di idee. Prendete nota o registrate i vostri pensieri, potrebbero essere utili, in seguito. Comunque, non dimenticatevi di prendervi cura anche della vostra salute, perché in questo periodo sentirete che il vostro sistema immunitario si è indebolito. Se integrerete più cibi freschi nella vostra alimentazione, il vostro corpo alla fine vi ringrazierà. Luglio non porterà alcun evento nuovo nell'ambito del lavoro. Ogni Cancro dovrebbe indirizzare la propria attenzione in modo diverso. Trascorri del tempo con la tua famiglia, rivolgiti alla tua coscienza e probabilmente ti accorgerai che ultimamente l'hai un po' trascurata. Il tuo tempo potrebbe anche essere trascorso sull'autosviluppo, sia fisico che mentale. Leone luglio oroscopo 2020. Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto, così è il leone. Durante questo periodo, fate attenzione alle spese eccessive. Vi consigliamo di creare una riserva economica, perché le elevate spese potrebbero persino costarvi la casa. Comunque, i leoni non dovrebbero andare nel panico, perché si comporteranno in modo responsabile riguardo alle loro finanze e tutto andrà bene. Luglio desterà il desiderio di piaceri materiali, ma valutate sempre se sia necessario comprare un determinato oggetto. Acquistare un nuovo televisore o qualcosa di simile può essere sempre fatto in un altro momento.
La situazione nella vita personale, ora, si calmerà. Il fuoco della tua passione si sta estinguendo, ma ora potrebbe nascere una relazione per la vita. Luglio è certamente benefico per le relazioni di lunga data. Secondo l'oroscopo, il leone dovrebbe fare attenzione alla salute, però. Potresti subire qualche leggero incidente a causa della disattenzione, ma potrebbero anche metterti fuori pista. Vergine Luglio oroscopo 2020. Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Questo periodo sarà piuttosto tranquillo e i Vergine riusciranno a prestare attenzione alle cose pratiche. Gite e vacanze con i vostri cari ora sono la cosa più appropriata. Vi divertirete tantissimo e rafforzerete i legami. Comunque, ricordate che Luglio, con la sua energia, potrebbe portare una persona che potrebbe non prendervi sul serio. Non tutti seguono la regola di essere un libro aperto e incontrare un bugiardo potrebbe buttarvi giù. Sotto l'influenza di una forte coscienza morale, i Vergine finalmente stabiliranno le loro priorità, in luglio. Sia nella carriera che nella vita personale. Ti aspetta una sensazione liberatoria. Finalmente hai stabilito i tuoi valori e sei in grado di portare avanti i tuoi progetti. Se li seguirai costantemente, di certo raggiungerai l'obiettivo dei tuoi sogni. Bilancia Luglio oroscopo 2020. Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Luglio vi renderà inclini a pessimi stati mentali, forse persino alla depressione, che potrebbe arrivare improvvisamente senza un valido motivo. Non fatevi cogliere dal panico in quei momenti, non c'è niente di sbagliato in voi. Questa energia ridesterà in voi una guarigione emotiva, in modo che le vecchie ferite, che sentivate prima, potranno finalmente essere sanate. Alla fine, la bilancia si sentirà purificata e libera. Se ne avete bisogno, chiedete aiuto a un caro amico. Il giusto tipo di socializzazione potrebbe compiere prodigi. Questo mese, le stelle cambieranno posizione. La bilancia riuscirà certamente a fare affidamento su sostegno e aiuto. A luglio, non esitare a restituire un favore a chi ti aveva dato una mano non appena possibile, che si tratti del tuo partner, di un familiare o di un amico. In questo periodo la tua salute sarà forte, non dovrai temere niente, neppure infortuni. Scorpione Luglio oroscopo 2020. Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. Luglio vi costringerà a prendere una pausa dal lavoro per fare un'interessante vacanza. Avete lavorato sodo, ma ricordate che questo non è la cosa più importante. Rilassarsi al mare o in montagna ha un effetto calmante sulla mente. Inoltre, acquisite gli stimoli necessari per compiere i successivi passi per la carriera nel vostro ambiente. Che ne dite di pensare al progetto che vi sta attraversando la mente da qualche tempo? Gli scorpioni dovrebbero sapere che, con la buona volontà, niente è impossibile. A luglio, ogni scorpione farà attenzione alla propria carriera. Non pensi nemmeno alle vacanze. Il lavoro è divertente e ti realizza, quindi non hai alcun problema di motivazione. Inoltre, è una fantastica fuga dalla vita personale, dove le cose potrebbero non essere tanto brillanti. Ti schiarirai perfettamente le idee, per esempio, facendo passeggiate in mezzo alla natura. Sagittario Luglio oroscopo 2020. Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. State pensando di cambiare lavoro? L'oroscopo prevede che luglio è il momento giusto per cominciare a cercare un'occupazione migliore. Se non siete soddisfatti del vostro attuale lavoro, non ha senso rimanere, non importa quanto guadagnate. I Sagittari capiranno che la sicurezza materiale non è tutto, ma principalmente è importante la serenità mentale. Un ambiente eccessivamente stressante è molto stancante per l'organismo e prima di trovare una nuova occupazione, provate almeno a rallentare il ritmo nel vostro attuale lavoro. Dopo il precedente periodo frenetico, il Sagittario finalmente potrà godere del meritato riposo. Fai un viaggio con gli amici o progetta una vacanza. A luglio la situazione sul lavoro sarà piuttosto calma, quindi non dovrai preoccuparti di perdere delle informazioni durante la tua assenza. Anche la tua salute sarà molto forte. Capricorno Luglio oroscopo 2020. I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Con l'arrivo di luglio, sentirete il desiderio di andare in vacanza. Non dovete resistere, riteniamo che ci sia un paese dei vostri sogni che amereste visitare. Perché non realizzare il vostro sogno quest'anno? I Capricorni dovrebbero riposare e pensare ad altro. Luglio sarà, quindi, un mese pieno di gioia e nuove esperienze. Scoprire nuove culture è, con questa energia, un'attività assolutamente ideale. Luglio promette un graduale rilassamento nel settore lavorativo del Capricorno. Dopo le precedenti difficoltà,
Finalmente otterrai il tanto necessario riposo. Tuttavia, ci potrebbero essere problemi in famiglia. Un segreto potrebbe venire alla luce oppure potrebbe verificarsi un evento inaspettato. In ogni caso, questa situazione dovrà essere risolta il prima possibile. Le vacanze devono aspettare. Acquario luglio oroscopo 2020. Profondo e romantico con senso di sperimentazione. In questo periodo, le emozioni dell'Acquario saranno più intense, tanto che potrebbero persino offuscare il loro pensiero analitico. Nelle loro esperienze, potrebbero sentirsi smarriti, il che potrebbe portarli alla depressione. Sarebbe meglio per voi riposare e fare una bella vacanza con la famiglia, per esempio. Vi renderete conto di quante persone vicino a voi possono aiutarvi e che non dovete sempre assumere il ruolo di psicologo. Luglio sarà un periodo in cui aprirete gli occhi, i rapporti familiari saranno ora più importanti che mai. Secondo le stelle, l'armonia nelle relazioni persisterà anche a luglio. Ora è il momento dell'amore. Sia i nuovi legami che quelli di lunga data fioriranno. Quindi, l'Acquario riuscirà a consolidare la fiducia reciproca e si sentirà di nuovo innamorato. Grazie a molta energia, potrai anche praticare gli sport che vorrai. Pesci luglio oroscopo 2020. Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione. Luglio intensificherà le vostre emozioni, con il risultato che vi sentirete assolutamente sopraffatti. Fate attenzione alla depressione e all'ansia. Se avete bisogno di calmarvi, vi consigliamo di bere tisane alle erbe, per esempio, con iperico, melissa o lavanda, e anche meditazione o esercizi di respirazione e yoga. I pesci saranno costretti a fare di tutto per stabilizzare, il più possibile, la loro condizione mentale. Luglio potrebbe significare, per i pesci, un certo tipo di calo nelle loro ambizioni. Il posizionamento dei pianeti non è molto favorevole, al momento. Se ti trovi di fronte a domande impegnative, dovrai seriamente pensare alle risposte e valutare tutti i pro e i contro. Se rimanderai a più tardi questo dilemma, non farai male.